Continuiamo i lavori. Vi prego di prendere posto. Ed è un grande piacere di poter presentare come la nostra prossima relatrice Alba Lazzaretto, che pure appartiene all'Università di Padova. Lei insegna nel Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali ed è esperta soprattutto, come si legge nel suo sito, per la storia socio-religiosa veneta nei suoi aspetti istituzionali, pastorali ed economici. Ha ricostruito la biografia di Ferdinando Ridolfi, vescovo di Vicenza, dal 1911 al 1943, nel contesto del modernismo e della politica repressiva della curia romana. Ha studiato anche profondamente la storia del clero curato vicentino, anche però il femminismo del primo Novecento, dedicandosi alla figura di Elisa Salerno, una cattolica combattiva. La sua relazione odierna però tratterà il tema di vescovi e clero nelle zone occupate. La prego di cominciare. Grazie dell'ospitalità. Come si vede da questa cartina, che è stata costruita manualmente perché non ne esistevano, che avessero sia i confini delle diocesi che il confine dello sfondamento della rotta di Caporetto, dopo Caporetto fu sconvolta anche la geografia delle diocesi. Le sedi di Udine, la diocesi di Concordia, che allora era Portogruaro, poi diventerà Pordenone la sede, la diocesi di Belluno e Feltre, furono interamente occupate, mentre rimasero al di là del Piave, non c'è il puntamento, comunque lo vedete, mentre rimasero al di là del Piave le città di Treviso, di Padova, di Venezia, non riesco, comunque vabbè, lo vedono lo stesso, che avevano le sedi episcopali al di qua del Piave, ma una parte del loro territorio, sia di Venezia come di Padova, come di Treviso, nelle zone occupate. Quindi mi occuperò dei vescovi, del clero, delle suore non riuscirò a parlare, ma insomma sono questi i miei personaggi. I vescovi, come sanno chi si è occupato di questi problemi, tranne uno, rimasero tutti al loro posto, e cioè Giosuè Catarossi, vescovo di Belluno, vediamo un po' più da vicino le diocesi, Eugenio Beccegato, vescovo di Ceneda Vittorio, Francesco Isola, vescovo di Concordia Portogruaro, e il vescovo di Treviso invece Giacinto Longhin, di Padova Luigi Pellizzo, il patriarca La Fontaine di Venezia, rimasero nelle città da dove molte autorità se n'erano anche scappate perché erano pesantemente bombardate, e si occupano dell'accoglienza alle migliaia di profughi che arrivano dai territori oltre Piave. È il caso di dire appunto solo uno scappa, ma passa alla storia come il vescovo codardo, e cioè è il vescovo di Udine Anastasio Rossi. Vorrei precisare qualche cosa su questo vescovo. Era un uomo intelligente, preparato, di origine milanese, si era però formato nel seminario di Pavia, che era un ambiente colto, diciamo, anche avanzato rispetto alla situazione dell'epoca, e quando avviene la rotta di Caporetto non si trova ad Udine ma in visita pastorale. E aveva certamente molte buone ragioni per pensare che sarebbe stato fatto prigioniero, perché era apertamente filo-italiano, era un vescovo di un territorio di frontiera e aveva visto cos'era capitato a Gorizia quando erano arrivati gli italiani a Gorizia. 15 nel 16 avevano preso i preti goriziani, li avevano deportati in Italia, molti anche in Sardegna, internati senza nessuna, diciamo, giustificazione,
E loro, come vili malfattori, scrive il loro vescovo Francesco Borgia Sedei, che a sua volta scappa e si rifugia in territorio austro-ungarico. E inoltre Rossi aveva molte buone ragioni per pensare che l'avrebbero preso, perché ce n'era un altro vescovo prigioniero che era quello di Trento, Celestino Endrici, vescovo italiano e quindi messo in prigione dagli austriaci. E in più Rossi, diciamo che si era un po' precipitato nelle parrocchie della vicina diocesi di Gorizia, sfornite di clero perché appunto li avevano deportati, ci aveva mandato i suoi parroci, creando certamente risentimenti nel clero locale, quello che era rimasto, nella popolazione che non aveva più, ad esempio, l'insegnamento del catechismo in sloveno, e poi perché appunto i beni delle parrocchie a questo punto andavano a chi ci era andato. Ecco. Per cui Rossi, consigliato da alcuni suoi sacerdoti, scrive: sono partito non per viltà d'animo né per capriccio, ma con l'agonia nel cuore. E poi andrà in giro per tutte le zone della penisola dove c'erano i suoi profughi, cercando veramente di assisterli in tutti i modi e dando al Papa resoconti molto precisi di tutto quello che spendeva, che riceveva in aiuti, ma precisando che per lui non voleva ricevere nulla perché disse, appunto allontanandosi dalla diocesi, non voleva essere affatto di carico per il pontefice. Quindi insomma, ribaltando un po' questo giudizio di vescovo codardo, io vorrei dire che servì molto di più da vescovo libero che da martire prigioniero. I vescovi rimasti, quindi, sono gli altri, che per prima cosa mandano missive al Papa descrivendo quello che fanno gli italiani in ritirata. Ne scrive Catarossi da Feltre Belluno, ne scrive con parole di fuoco perché aveva un carattere estremamente, diciamo, impulsivo. Luigi Pellizzo, vescovo di Padova, che dice che appunto tutti gli incendi e i saccheggi finora compiuti gloriosamente sono quelli dei nostri. E dice che i nostri soldati giungono a tal punto di aberrazione che giustificavano questi barbari saccheggi dicendo che già lo faranno gli invasori. Quindi tanto valeva farlo prima. E questo valeva anche per gli stupri sulle donne. Siccome sarebbero arrivati gli altri, era meglio stuprarle prima. Pellizzo quindi veramente stigmatizza i soldati italiani, ne parla come di orde luterane che scendevano in Italia insatanassate di odio contro la Chiesa, e sono per nostra vergogna soldati italiani, insomma, che dovrebbero combattere contro la civiltà, per la libertà, contro la barbarie teutonica. Insomma, ne ha di forti espressioni, però non sapeva, perché non c'erano comunicazioni, quello che succedeva nella sua terra, il Friuli. Lui era di Faedis. Quando, finita la guerra, si precipita a casa sua, trova solo i muri, era stato portato via tutto, e si rende conto di quello che hanno fatto gli austriaci e i tedeschi. Dice, c'è stata una spoliazione la più completa di orde, per non dire eserciti, una peggio dell'altra, che si scambiavano, germanici, ungari, austriaci, polacchi. Questi ultimi hanno serbato buon contegno, salva i polacchi. Gli altri invadevano a nottetempo le case, cacciavano fuori dal letto il marito se c'era, si impossessavano delle donne che indarno chiamavano aiuto, senza contare quelle che conducevano seco, e si calcolano 40.000 in tutta la zona. Solo a Faedis erano circa 25 o 30, collocate forzatamente nelle case, tra parentesi chiuse, persino nella canonica del parroco, e non potevano rifiutarsi di accettarle. Poveri paesi, che uragano, commenta Pellizzo. Ma se avevano avuto da ridire su quello che hanno fatto i nostri soldati, i vescovi appunto devono rendersi conto di quello che si vive sotto l'esercito nemico. Tutti indistintamente si danno da fare per la popolazione.
Il vescovo di Feltre Belluno Catarossi gira a piedi per le sue montagne, reca consiglio, sostegno psicologico, morale, non poteva fare altro, ai parroci che erano restati. Anzi, promuove un'azione comune insieme con il vescovo di Ceneda, Beccegato e il reggente di Udine, perché appunto quello di Udine non c'era, per intercedere presso le autorità occupanti, perché dice: ci hanno portato via tutto, perfino le barche da pesca, i bovini, gli attrezzi rurali, il sale, la farina, il tutto, insomma, quello che serve per vivere. E lui addirittura si porta insieme con tutto il capitolo della cattedrale incontro al nemico per implorare che non infierisse sulla popolazione. Poi si darà da fare moltissimo andando a piedi in giro e alla fine verrà addirittura sospettato di spionaggio e pensano addirittura di portarlo a Lubiana per processarlo. Poi la cosa non ha luogo perché l'arciduca Giuseppe d'Ungheria, che era ospite a Vittorio, intercede per lui e anzi poi testimonia nel suo diario il patriottismo di questo Eugenio Beccegato, che è un vescovo veramente di gran valore. Chi conosce l'argomento sa che invece ci fu chi è, diciamo, la pecora nera dei vescovi, e cioè Monsignor Francesco Isola, vescovo di Concordia a Portogruaro, allora, adesso qui è segnato Pordenone perché hanno cambiato la sede, ma questo è il territorio, il quale a quell'epoca aveva 67 anni, era di costituzione non forte, sembrava più vecchio di quello che era nelle testimonianze, e si occupa dal punto di vista pastorale della sua diocesi, cioè durante la guerra va a visitare tutte le parrocchie, cioè si dà da fare. Però da tutto quello che emerge è chiaramente un uomo che vuole mettere il piede su due staffe. Non so se fosse veramente austriacante o se volesse ingraziarsi il nemico, fatto sta che il suo atteggiamento veramente è ambiguo, non solo benedice le armi dell'esercito occupante, anzi lo chiama valoroso nell'omelia di Natale. Questo, diciamo, vabbè, poteva essere. Ma poi la cosa più grave è che da un documento che il buon Antonio Scottà ha pubblicato e che il vescovo Isola si bada bene poi quando si difende dalle accuse che le rivolgono di austriacantismo, si bada bene da presentare al Papa, questo vescovo suggerisce all'occupante di impossessarsi della metà dei beni dei mezzadri perché i padroni erano scappati e quindi si poteva prendersi metà del raccolto. E vabbè, passi. Ma poi dice anche in questa lettera veramente compromettente che siccome ai mezzadri restava di più di quello che era necessario per vivere, l'occupante poteva impossessarsi, poteva requisire ancora di più ai mezzadri. Cioè, insomma, suggerisce al predatore di predare ancora di più. La cosa che comunque, questa non era conosciuta, la cosa che comunque fa scalpore è dovuta al fatto che per delle conoscenze fra le dame della Croce Rossa austriaca molto importanti, Isola aveva ottenuto che, Monsignor Isola, che nel suo palazzo non ci potessero essere perquisizioni. Per cui i possidenti della zona, saputo questo, li portano nel palazzo le masserizie ma soprattutto i viveri. Qualcuno poi deve aver fatto la soffiata, questo vescovo non doveva essere simpatico, anche perché aveva piazzato come segretario il suo nipote, Monsignor Isaia Isola, che evidentemente era un arrogante, non piaceva al popolo, non era benigno con i poveri, e quindi, finita la guerra, c'è un'irruzione nel palazzo, trovano, come diceva Gabriele De Rosa, i salami, e quindi al grido di affamatori del popolo spingono vescovo e nipote a calci e sputi fuori dell'episcopio, li mettono veramente al pubblico ludibrio e li trascinano in carcere. Sarà poi Isola stesso, Monsignor Isola, che chiederà di essere giudicato, chiederà un processo, però non gli verrà data la sentenza perché viene un'amnistia. Quindi Isola rimane senza un giudizio,
si dimetterà dall'episcopato e credo che possa valere il giudizio di un uomo equilibrato, qual era il patriarca di Venezia La Fontaine, il quale dice che fra tutte le accuse mosse a Monsignor Isola qualcosa di vero, cito, doveva pur esserci. C'erano anche altri episodi sulla la cattura del generale Francesco Rocca, che si era presentato al vescovo in vesti da contadino chiedendogli aiuto, il vescovo gliel'aveva rifiutato, gli aveva detto anzi vai a costituirti. Rocca non si era costituito, però il vescovo dopo pochi giorni manda una circolare ai sacerdoti dicendo che gli occupanti avevano saputo che i preti aiutavano gli ufficiali italiani e che quindi se l'avessero fatto ancora sarebbero stati fucilati e anzi tutto il clero della diocesi sarebbe stato internato. E per questa circolare, non si sa, qualcuno fece la spia, dopo pochi giorni il generale Francesco Rocca fu catturato. Questo diciamo dalla parte delle diocesi completamente occupate. Dall'altra parte del confine, Treviso, Padova, Venezia, i vescovi si danno da fare enormemente per aiutare i profughi. Sono essi, scrive Longin da Treviso, e sono i parroci che compiono atti di eroismo, sono essi che vivono accanto ai poveretti, sono essi che distribuiscono indumenti e alimenti, sfidano le granate, insomma c'è questo clero che vive accanto al popolo. E però questo viene diciamo introiettato da Longin con pensiero politico, perché dice Dio voglia che il nostro popolo a suo tempo riconosca questo bene ricevuto dai suoi preti e dai soli preti. Perché, scrive al Papa, la massoneria, Padre Santo, non ci perdonerà mai l'ora di benemerenze acquisite dinanzi al popolo. Quindi l'ombra di rapporti non facili fra le autorità italiane e i vescovi si stende anche in quest'ora tragica. C'è un cambiamento soltanto negli ultimi mesi del conflitto. Perché? Perché i vescovi erano stanchi di vedere i loro preti incarcerati per le accuse di disfattismo. Lo sanno bene quelli che hanno studiato questo argomento, Ceschin per primo, che bastava dire la parola pace, magari in un'omelia, e il prete veniva incarcerato perché era un disfattista. E allora si attua un do ut des, e cioè i vescovi ottengono che i preti siano giudicati non dai tribunali militari, ma dai tribunali ecclesiastici. E quindi, se si segue questa procedura canonica, Pellizzo, che l'aveva già proposto a Diaz fin dal maggio del 1918, accettano la cooperazione concorde del clero per la resistenza, si parla appunto di resistenza. Quindi Pellizzo poi, una volta che ha accettato, con la capacità che aveva, svolse un ruolo di prim'ordine, risultando proprio fra i vescovi che meglio corrisposero all'appello di Sacra Unione lanciato dal generale Diaz. Ma senza bisogno di appelli o di accordi, è il basso clero quello che lotta spontaneamente con la gente, tra la gente, l'aiuta materialmente e moralmente. E avevano ragione gli austriaci e i tedeschi a credere che il clero fosse una spia, perché lo facevano sul serio. Cioè il clero aveva contatto con i contadini, conosceva il territorio e quindi sono parecchi i sacerdoti che fanno veramente spionaggio, aiutano le imprese della giovane Italia che cospirava per la liberazione delle terre invase, inviando i piccioni viaggiatori di qua e di là del Piave per far sapere agli italiani la consistenza delle truppe, i movimenti, eccetera. Ci sono moltissimi nomi, ve li risparmio, ma insomma qualcuno, Marcello Gardin di Portogruaro, Michele Martina Sastino di Livenza, Don Giovanni Trombetta di Ronchis, eccetera. Un esempio famoso è quello di Don Apollonio Piazza, che è un cadorino, cioè, mi è simpatico perché di statura esile e però di carattere di ferro, era cappellano degli Alpini, poi dei Bersaglieri, dopo Caporetto viene deportato, poi per interessamento di un sindaco di Portogruaro viene liberato.
diventa allora, per nascondersi, curato di Santa Giustina di Serravalle e si dà da fare moltissimo per sfamare la popolazione. Ottiene ad esempio gli scarti della macellazione per fare un po' di brodo per i bambini. Beh, insomma, si dà così tanto da fare che gli austriaci lo incarcerano una seconda volta. E allora il vescovo Eugenio Beccegato che implora per lui perché venga liberato. Una volta liberato non demorde e ancora aiuta ad esempio il tenente degli Arditi Alessandro Tandura che si era paracadutato da 1600 metri di altezza coi mezzi di allora, cioè aprendo una botola nell'aeroplano oltre il Piave, e lo aiuta a mandare i famosi colombigrammi, cioè questi messaggi che si mandavano da una parte all'altra del Piave. Ed era difficile poi nascondere i colombi, perché i colombi tubano, fanno rumore. E quindi questi preti dovevano convincere i contadini a nasconderli, ma soprattutto dovevano convincere a non mangiarseli, perché ovviamente con la penuria che c'era i colombi non erano tanto visti come messaggeri quanto qualcosa da mettere in pentola. Soprattutto questi preti si danno da fare non solo per lo spionaggio, ma per aiutare i soldati italiani a non andare nei campi di prigionia, tutti gli sbandati che trovano, quindi c'è tutto un lavorio negli ospedali per certificare situazioni false naturalmente, cioè qualcuno si dice che era ammalatissimo, che era riformato, che era in licenza, insomma c'è tutto un lavoro dei sacerdoti per costruire i documenti falsi. Insomma, ad esempio, quando ancora si paracaduta il tenente di Montegnacco, sempre per fare attività di spionaggio, trova una donna per strada e gli domanda di chi mi posso fidare, e lei risponde subito del capellan, è l'unico di cui ci si può fidare. Qualche sacerdote partecipa anche in veste militare allo spionaggio, è il caso di Don Tarcisio Martina, che si fa anche lui mandare di là del Piave, e può contare su suo fratello che è podestà, che è parroco a San Stino di Livenza. Don Marcello Pio Gardin era era un prete che aveva perso un occhio combattendo sul Podgora. Poi aiuta nello spionaggio Guido Manacorda, sempre della Giovane Italia, e si merita una medaglia di bronzo al valore. Insomma, ci sono tutti questi riconoscimenti. Insomma, sono tantissime le storie di questi preti e sono essi stessi a documentarli, perché a documentare le loro storie e quelle della popolazione, perché essendo i pochi che sapevano leggere e scrivere, fanno dei diari, qualcuno stringato, qualche altro molto corposo, che ci lascia veramente testimonianze importanti. Vi faccio solo un esempio che è uno dei più noti, che è quello di Monsignor Valentino Liva di Cividale, il quale veramente faccio l'elenco delle azioni che ha fatto. Primo, si mette a studiare il tedesco, perché capisce che deve comunicare con gli occupanti. Documenta e conserva tutto, 1728 documenti che riceve, 560 che spedisce lui, 560 che riceve, e fa un diario di 1000 pagine. Seppellisce i morti perché li trova abbandonati per le strade. Cerca il cibo, come hanno fatto molti altri. Cerca appunto di salvare i soldati italiani dal campo di concentramento, inserendoli nelle categorie appunto di inabili al servizio militare, eccetera. Oppure li trova dei lavori, il mugnaio, il custode del cimitero, l'ispettore dell'acquedotto, perché altrimenti questi soldati sbandati, se erano presi, erano finiti. Poi cerca anche di salvare i contadini dalle richieste di manodopera dell'occupante, che ad esempio voleva impiegarli per costruire linee ferroviarie. Cerca di trovare il sale, che è preziosissimo perché la pellagra sta dilagando. Si occupa dell'ospedale, della casa di riposo, della pulizia delle strade. Cerca materiale sanitario tra le macerie. Cerca di calmierare il prezzo dei viveri. Fa lui stesso uno spaccio. E stabilisce le razioni, scambia con i parroci vicini dei doni, diciamo, burro contro grano, uova contro zucchero, e poi insegna ai contadini come nascondere il cibo. Questo naturalmente è in particolare, ma mi ha colpito. Cioè gli dice ad esempio, per il grano, perché non marcisca, bisogna farlo saltare in un paiolo a secco in modo che perda l'umidità, metterlo in una damigiana,
chiuderla con il catrame, la cera lacca e poi sotterrarlo, così il nemico non lo trova. Oppure per fare il pane senza che di notte il nemico senta che si batte il grano, mettete il grano nell'acqua, alla mattina sarà mollo, potrete in qualche modo cucinarlo e in qualche modo vi sfamate. Insomma, sono tutte sciocchezze, ma fanno capire, sciocchezze non tanto allora, particolari diciamo così, fanno capire come questo clero, che era ovviamente uno dei personaggi più acculturati dell'epoca perché sapeva leggere e scrivere, potesse veramente aiutare la gente, censisce il bestiame, distribuisce gratis la posta, si fa parroco postino, difende i poveri contadini, ce n'è uno che viene accusato perché viene trovato con un fucile in mano, dice ma no, non voleva sparare a nessuno, l'ha raccolto per terra, ma sarebbe stato fucilato questo qui se il parroco non si intrometteva. Manda perfino vivere agli internati in Germania, cioè veramente si era da fare a tutto campo, a 360 gradi. Addirittura dice a Boroevich, alle autorità militari occupanti, smettetela di vessare la gente con richieste stupide, quali ad esempio raccogliere la gramigna, riferire ogni settimana sullo sfalcio dei fieni, provvedere un pennello di imbianchino per il comando di tappa. Insomma, ce ne abbiamo già tante, smettetela di vessarci con queste minuterie semplicemente veramente vessatorie. Cerca in tutti i modi soprattutto di salvare dall'internamento gli uomini tra i 16 e i 60 anni e sappiamo che il 50% moriva di fame se veniva internato. E alla fine Liva è nominato cavaliere ufficiale della corona e il più bel complimento glielo fa proprio un laico di ferro quale Guido Podrecca, il famoso direttore dell'Asino, il quale dice che questo prete e tutti gli altri fa un elogio per il clero sul popolo d'Italia e dice: ho fatto la più accurata delle inchieste interrogando dozzine di persone e soprattutto fra i liberi pensatori, e l'elogio al clero, specialmente al decano Liva e al sacerdote Giuliani, un altro dei suoi bracci destri, è stato unanime. E hanno fatto veramente di tutto, salvando molto spesso la gente dall'internamento e dalla fucilazione. E dice: ho raccolto innumerevoli particolari su questa loro opera meritoria e non c'è in me spirito settario che mi consigli di tacerla. Poi parla anche di preti indegni, Podrecca, e narra di coloro che hanno fatto la spia, preti austriacanti. E certo ce ne furono che fecero la spia. In fondo l'Austria era un paese cattolicissimo che aveva governato quelle terre fino a pochi decenni prima, ma anche il vescovo Pellizzo li denuncia, dice: vabbè sì, ho trovato 5 che brindavano sottovoce al lume di candela, vecchietti tenaci, nostalgici dell'Austria. Però rileva questo vescovo, che pure aveva avuto parole dure per le autorità italiane, che insomma i preti erano per la maggioranza restati al loro posto. E infatti il vescovo di Treviso Longhin dice: è incredibile quanto sia apprezzato questo nostro eroismo. Gli stessi increduli e socialisti si sentono costretti ad ammirarlo. Tralascio il capitolo suore, su cui ci sarebbe veramente da dire molto. Gaspari ha pubblicato da poco un volume di Suor Albarosa Ines Bassani, l'altra Caporetto, che narra di una incredibile storia di suore che si fanno veramente protagoniste del salvataggio delle più deboli, le pazze per esempio, che per le autorità italiane potevano essere lasciate morire, e le orfanelle abbandonate alla loro consegna. Fanno miracoli e anche fanno scuola, cioè cercano finché possono di usare i davanzali delle finestre, i banchi non c'erano più, per fare scuola ai bambini, e la gente del posto apprezza questo veramente. Insomma, è un libro veramente molto bello, appena uscito per Gaspari, ed è una lotta che mostra proprio la resilienza corale del popolo, delle suore, dei sacerdoti, una lotta per salvarsi ma anche per salvare la propria identità, che è sfregiata dalla disgregazione delle comunità locali, dove i ricchi se n'erano andati, ma i preti per la maggior parte erano restati.
Quindi si salva anche con l'opera del clero, delle suore, quel patrimonio immateriale. Ad esempio le campane, naturalmente, che erano state sepolte quando non erano state requisite, ma soprattutto i deboli, gli infermi, i feriti, i matti. Principio che le autorità ovviamente avevano lasciato da parte. Quindi l'azione di supplenza alle carenze assistenziali dello Stato, che i cattolici avevano svolto fin dall'unità, viene continuata ora più che mai. E dopo Caporetto, Ernesto Ragionieri scrive: la Chiesa mostra allo Stato che questa sua forza, se ben gestita, poteva dare ricchi frutti, perché in grado di divenire un punto di riferimento per i più diversi ceti sociali. Come si sa, i cattolici poi entrarono in massa nella vita politica dopo la Prima Guerra Mondiale e loro erano quelli che erano stati vicino ai più deboli, e questo sarà un punto di forza del clero dopo la Prima Guerra Mondiale. Quindi leggere la storia di questo primo dopoguerra, i risultati che ottiene il Partito Popolare, che nasce appunto subito dopo, dove si vede chiaramente che la gente ascoltava molto più volentieri il prete piuttosto che il carabiniere. Si fidava del parroco più che del sindaco, della Chiesa quindi più che dello Stato, ed è una peculiarità del Veneto che emerge chiaramente appunto dopo Caporetto. Tante grazie anche a lei, signora Lazzaretto, per questa ricca relazione. Ci ha dimostrato molto bene l'importanza non soltanto sociale e pastorale del clero, ma anche la funzione politica, perché il clero evidentemente stava proprio al centro delle popolazioni, e direi che questa è una caratteristica della storia italiana già nel Risorgimento, cioè l'importanza del clero nelle vicende anche politiche. Tante grazie. Sì. Sì. La pecora nera è anche naturalmente molto interessante, mi sarei interessata di sentire di più. Grazie di nuovo. E adesso passiamo su un altro campo di ricerca e do la parola all'ultimo relatore di questa mattinata. Sarà un tema che è spesso marginalizzato della storiografia e ci parlerà il nostro referente di aspetti medico-chirurgici nella contingenza bellica. Donato Nitti, professore di chirurgia nell'Università di Padova e adesso in pensione, come mi ha detto prima, è membro anche dell'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, e ho trovato nel suo sito dell'istituto un'innumerevole quantità di pubblicazioni di carattere medicinale che non sono in grado e non oso di menzionare più dettagliatamente da parte mia, cioè non è il mio mestiere. Sarà però adesso una relazione proprio transdisciplinare che collega conoscenze e competenze storiche con la perizia e la scienza della medicina. Aspettiamo con grande interesse la sua relazione. Grazie e grazie anche all'organizzatore per questo invito. Il mio compito è un po' particolare perché cercherò di dare dei messaggi su quella che era la situazione, le condizioni della sanità militare prima di Caporetto e dopo Caporetto. I problemi che la sanità militare dovette affrontare sin dall'inizio era in larga parte dovuta alle problematiche, al nuovo tipo di guerra che si affrontava, alle nuove armi, e soprattutto le artiglierie, ai problemi dei mutilati, il problema del recupero dei feriti, ma accanto a questo, che era quello che l'aspetto più chirurgico
sanitaria, c'era quello del recupero dei pazienti che soffrivano di problemi psichiatrici e soprattutto delle malattie epidemiche, colera, vaiolo, tifo, che in certi momenti della guerra provocarono morti in numero maggiore della stessa guerra. Alcuni esempi, qua un po' tutto quello che vi dico è in gran parte documentato dalle fotografie dell'epoca, dove si vede l'effetto dei gas, del fosgene, l'effetto dei campi di battaglia dei soldati sottoposti al fuoco delle mitragliatrici e l'effetto che questo provocava, e infine le trincee, che fu la guerra di posizione che provocò molti danni ai soldati per perdurare la persistenza nelle trincee, sia come malattie sistemiche che come malattie localizzate. Il compito della sanità militare non era solo quello di curare i feriti, ma anche quello di appunto garantire i provvedimenti di igiene, di profilassi, e infine anche quello di la tumulazione, la sorveglianza della tumulazione e il risanamento del campo di battaglia. E che questi erano i compiti principali. Rifornimento e recupero del materiale sanitario, questo fu il grosso problema nella ritirata di Caporetto, dove la gran parte del patrimonio sanitario dell'esercito italiano fu annientato e fu. All'inizio della guerra questi erano gli ufficiali di tutte le tre armi, distinti per quelli di servizio permanente e quelli di complemento. Come potete vedere, se all'inizio, già quando si cominciavano a sentire i venti della guerra del 14, nell'agosto, c'era un certo numero uguale tra servizio permanente e complemento, guardate cosa succedeva subito dopo Caporetto: 68.000 circa ufficiali di complemento contro i 22.000 ufficiali in permanente, e così ha aumentato anche nel 2018. Stessa roba, stesso fenomeno si osservava nella sanità militare. All'inizio della guerra c'erano 773 ufficiali medici effettivi, 300 circa ufficiali di complemento, dal 76-89, più tutti i medici fino alla classe del 76. È presente che tutti gli ufficiali medici effettivi, questi 770, la maggior parte di questi erano esperti di medicina legale, ma pochissimi avevano le cognizioni di chirurgia, di medicina o di igiene. Chiaramente, dopo un anno, visto il fronte, e queste sono diapositive note, ce le ha mostrate anche il collega ieri, il fronte che dalla Svizzera arrivava fino a Trieste, richiese un aumento significativo dei medici militari, soprattutto quelli di complemento, come abbiamo visto. Perché nel secondo anno di guerra ce n'erano 8.000 in zona di guerra e 6.000 nella zona territoriale. Come risolvere il problema dei medici? I medici che morivano a fronte e come sostituirli. Nasce San Giorgio di Nogaro su proposta di due personaggi veramente interessanti. Uno è il colonnello Tusini, che era un colonnello medico, un ortopedico fra giunta, che per giunta anche ufficiale della Croce Rossa, e Elena Rossa, la moglie del comandante della Terza Armata, Emanuele Filiberto, che istituirono a San Giorgio di Nogaro dei corsi, li chiamo corsi perché in realtà questo poi provocò un problema notevole di rapporti tra il Ministero della Guerra e il Ministero della Pubblica Istruzione, dei corsi da tenere per aspiranti medici, ufficiali medici, aspiranti, quindi studenti di medicina, e questo lo fecero proprio a San Giorgio, dove si creò una cittadella, una vera e propria cittadella universitaria, tra virgolette, dove c'erano delle lezioni teoriche,
delle lezioni pratiche, perché c'erano gli ospedali, i servizi sanitari attorno molto, con un numero di letti molto sufficienti per fare didattica, e in questa scuola, diciamo, chiamiamola scuola, giunsero un bel numero di studenti da tutta Italia. Nel gennaio del novembre del 2016, del 1916, però il problema, il Ministero della Pubblica Istruzione decise di considerare l'Università Castrense, così era chiamata, come una sede dell'Università di Padova. Era il mondo accademico che si era ribellato a che i corsi li facessero altri che non fossero del mondo accademico. E si decise allora che a San Giorgio andassero solo gli studenti del quinto e sesto anno con esami in regola, mentre tutti quelli non in regola e quelli del quinto e sesto e quelli del terzo e quarto anno venissero a Padova. Tant'è che alla fine 800 circa studenti vennero a San Giorgio e 1300 a Padova. I corsi finirono nel marzo del 2017, si laurearono in prima sessione senza discutere la tesi circa 500, tutti a Padova, aspiranti, quelli si chiamavano così, aspiranti medici. Le lezioni a Padova si tennero dove nell'aula di medicina di anatomia, nell'ospedale vecchio e nell'attuale edificio dedicato all'Istituto di Belle Arti, per giunta adesso chiuso per restauro, e in di questo battaglione, si chiamava il battaglione universitario, l'allora preside, poi divenuto prefetto, rettore Locatello, fu nominato generale medico. Ripeto, i corsi finirono il 30 marzo, dopodiché i corsi accelerati furono trasferiti per un breve periodo a Bologna, e alla fine però il generale Porro, sotto il capo di Stato Maggiore dell'esercito, decise di abolire i corsi accelerati, ma dette la possibilità a tutte le università, le varie sedi, di formare i nuovi ufficiali medici. Locatello, quando divenne rettore, propose e ottenne di trascrivere sui cartigli del portale dell'Università di Padova il nome di tutti quelli morti per l'università, e tra questi ci sono tutti gli ufficiali, gli aspiranti medici, la maggior parte dei quali morì appunto a Caporetto, nella virata di Caporetto. Oltre che la formazione prettamente, diciamo, tecnica, c'era la formazione, diciamo, di laboratorio che fu continuata e implementata a Firenze, dove c'era la scuola iniziale, la scuola di sanità militare, che invece per la formazione dei battaglioni universitari fu chiusa. E a Firenze, dalla sede di Firenze furono organizzate le campagne di vaccinazione, e il numero di esami batteriologici eseguiti durante le grosse epidemie nell'esercito veramente fu notevole come lavoro. In ultimo, infine, c'è la Croce Rossa, ma di questo probabilmente se ne parlerà, no? La Croce Rossa italiana, che grazie al lavoro spesso della contessa Elena d'Orleans, garantì non solo personale in territorio di zone di guerra, ma anche nelle retrovie, ma non solo personale, ma anche attrezzature, ambulanze e tutto, un numero veramente importante. Questo nella zona di guerra e questo nella zona territoriale. Quindi l'aiuto della Croce Rossa italiana nella gestione della sanità militare fu sicuramente importante e fondamentale. Bene, come avveniva velocemente, sono concetti che probabilmente molti di voi conoscono già,
ma li voglio puntualizzare per poi capire cosa successe con Caporetto. L'esercito, la sanità militare era organizzata, diciamo, su 3 livelli. Il livello del fuoco, cioè della linea del fuoco, una zona intermedia e le retrovie. Nella zona della prima linea c'erano i posti di medicazioni, le piccole infermerie e le sezioni di sanità. Le sezioni di sanità erano già degli ospedali che facevano capo ai vari corpi d'armata o alle armate proprie, e che erano l'anello di congiunzione con gli ospedali da campo. L'ospedale da campo era la vera realtà, diciamo, operativa sulla seconda linea delle strutture avanzate, e all'inizio della guerra c'erano già formate 400, più di 400 in tutto, su tutto. La seconda e terza linea era quella che garantiva da una parte gli smistamenti dei pazienti, dei malati, dei feriti, dei malati nelle retrovie, con vari ospedali di tappa, pronti soccorsi per l'aiuto. L'abbiamo visto ieri nei filmati di Brunetto, questi ospedali di tappa e questi pronti soccorsi. Per farvi un esempio, nei posti di smistamento nella terza armata in Friuli ce n'erano a San Giorgio, Palmanova, Cervignano e Villa Vicentina, quindi un'enormità che doveva far fronte a quella che era la necessità di armate, come ad esempio quella della seconda armata, che contava più di 1 milione di soldati. Qual era il regolamento? Molto brevemente, queste sono tratte molte delle mie informazioni dal lavoro eccezionale di De Napoli, che è stato probabilmente l'unico a stigmatizzare tutta l'attività della sanità militare durante la Prima Guerra Mondiale. Bene, il problema era portare il malato, il ferito, quanto prima possibile dal luogo in cui si era ferito al posto di medicazione. E chiaramente questo era il regolamento, che bisognava fare subito dopo la linea del fuoco dei posti di medicazione, creare dei posti di medicazione, il che non fu semplicissimo, direi che pochissimi furono i posti di medicazione creati in maniera ottimale, il resto furono attivati nelle trincee, nei rifugi dove era possibile. Ecco, per darvi l'esempio, questi erano i posti di medicazione che furono realizzati subito a fianco, e questi sono i primi ospedali. Da secondo principio negli ospedali da campo e nelle sezioni di sanità era la priorità da dare alla cura dei malati. Si cura il malato meno grave, il malato più grave se lo si lascia se c'è tempo. Perché? Perché si corre il rischio di affrontare un intervento particolarmente complesso, di far morire quello meno grave, quindi massimizziamo l'intervento chirurgico garantendo al meno grave la sopravvivenza. E ogni malato, al momento della prima assistenza del posto di medicazione, veniva fatta la selezione in base al grado di gravità, alla gravità del ferito, veniva definito se trasportabile o non trasportabile, quanto trasportabile o intrasportabile, che era quello a cui si dava già una diagnosi, se volete, di morte. Ecco, vi ho fatto questo per farvi vedere un po' l'idea di cosa succedeva nel Medioevo, nelle guerre napoleoniche e nelle guerre per il trasporto dei malati dal posto dell'alimento al posto di medicazione. Granché non era cambiato rispetto soprattutto. Quello che cambiò, ma soprattutto nel 15, nel 16 e nel 17, fu la possibilità di avere delle autoambulanze, soprattutto quelle della Croce Rossa, come ho detto, che furono un numero notevole. Le autoambulanze erano chirurgiche e radiologiche. E questa è l'altra grossa novità della sanità
militare della Prima Guerra Mondiale la possibilità di eseguire sul campo delle... questi erano i treni attrezzati per lo spostamento e lo sgombero dei malati, così furono presi d'assalto durante la ritirata del Caporetto, soprattutto molto più efficienti quelli della Croce Rossa Italiana rispetto a quello del Regio Esercito. I treni sanitari svolsero un'attività veramente importante. Ad esempio nel maggio del 1917, una delle battaglie dell'Isonzo, furono trasferiti circa 36.000 malati e tra il 15 e il 18 furono requisiti circa 10 piroscafi, che però erano serviti per il trasporto di emigranti verso le Americhe e che furono così utilizzati per lo spostamento di feriti, chiaramente non in maniera ottimale, e anche per via nave il numero dal 15 al 18 dei trasporti via nave fu importante e notevole. Ecco una piccola nota: una delle prime a eseguire delle radiografie nelle autoambulanze fu la Madame Curie, che aveva già preso il premio Nobel per la fisica nel 1906 e che con la figlia, Röntgen aveva messo a punto la radiografia nel 1895, bene lei nel 15 e il 18 girava con questa autoambulanza con la figlia in soccorso in appoggio alle necessità della sanità militare francese. Anche in Italia furono allestite delle autoambulanze efficaci. La parte chirurgica, ecco, questa direi che anche in Italia fu molto curato. Si cercò di creare degli ospedali mobili con dei nuclei proprio dedicati al trattamento del paziente chirurgico. C'erano ufficiali, c'erano Croce Rosse, c'erano sottufficiali, ma proprio delle unità indipendenti che dipendevano poi dal corpo d'armata oppure quali i risultati della chirurgia? Siamo già nel periodo post-Lister. Lister nella metà dell'Ottocento aveva capito che gli interventi chirurgici che venivano eseguiti in una condizione di antisepsi, vedete, e questo è un segno che la rappresenta mentre opera, sotto il flusso di un disinfettante, il fenolo. Ebbene, lui realizzò che il numero di complicanze infettive degli interventi eseguiti in questo modo era molto più basso, come subito dopo Semmelweis, che era un austriaco, dimostrò che o tedesco forse, ungherese, che dimostrò che gli studenti che visitavano le puerpere dopo aver fatto le autopsie erano il miglior veicolo delle infezioni per la febbre puerperale e obbligò quindi da quel momento in poi tutti quanti a usare dei guanti. Bene, la sanità militare già conosceva, dalla Prima Guerra Mondiale, conosceva questi principi e li rispettò. Ma nacque un altro problema successivo, l'astensionismo e l'interventismo. Cioè bisognava intervenire subito sui malati, sui feriti, oppure aspettare che il quadro diventasse più chiaro. Bene, all'inizio della guerra, il famoso chirurgo, che poi era diverse tecniche, dichiarò e lo pubblicò come tutta la sanità militare francese, che l'astensionismo a tutti i costi. Non bisognava mai intervenire subito, ma aspettare, rinviare l'intervento. Chiaramente questo provocava tanti di quei morti che già nel 1916 si fece marcia indietro. Individuando nel tempo breve l'amico più fedele per i buoni risultati della chirurgia. Purtroppo, ecco, questo è il grosso limite, malgrado questo lo scrivono anche
esperti, l'hanno scritto anche gli esperti, non abbiamo disponibili i risultati a distanza del gran lavoro che fu fatto in questi ospedali, in questi nuclei. Alcuni esempi. Questo, chiaramente, gli esempi si riferiscono a quei dati che è stato possibile recuperare, soprattutto quelli della terza armata. Quelle delle altre armate sono andate perse o comunque erano meno documentate. Questa è un'unità di campo, l'ospedale da campo dell'unità sanitaria di Vallarsa, dove si vede che la causa delle ferite più frequente è quella dei fucili e dell'artiglieria, e dove le lesioni, la sede più frequente delle ferite, sono gli arti, cranio, faccia e torace. E questo invece è un rapporto sulle feriti dell'addome. L'addome fino agli inizi del Novecento era un problema molto difficile da affrontare, anche in tempo di pace, insomma, era la tomba del chirurgo, era l'addome, per cui fare gli interventi in tempo di guerra sull'addome voleva dire aver acquisito una tecnica non indifferente. Ebbene, vedete qui i risultati. Quelli operati, 67 operati, morti 46, un risultato soddisfacente 21. Quelli non operati, quasi tutti morivano. E questo spinse poi, soprattutto nell'ultimo anno di guerra, a aumentare l'interventismo. E qui alcuni dati sulle malattie infettive, le malattie che seminarono la morte. Il colera, con 4.553 morti solo nel 1915, oppure il tifo, delle denunce di tifo nelle varie città. Guardate Udine, 9 del 1916 denunciati circa 5.500 casi di tifo. E infine, altro dato, e questa che era una malattia abbastanza mortale, la meningite cerebrospinale, nel 4 anni di guerra, numero di pazienti, osservate l'incidenza di questa malattia nel primo semestre dell'anno, nel secondo semestre. In altre parole, i militari e anche i civili si ammalavano soprattutto nel periodo invernale e primaverile. Malattie venere, un problema che dovettero affrontare sia in zone di guerra sia nelle retrovie. Qual era la reale incidenza? La documentazione di questi dati è molto difficile ottenerla nella precisione, ma si pensa che in linea di massima su 300.000 uomini, 400 della truppa e circa 40 degli ufficiali ebbero delle malattie venere. Malattie psichiatriche, come mi soffermo un attimo, perché qui c'è nella letteratura europea c'è una diversa interpretazione del fenomeno. Migliaia di soldati soffrirono di malattie mentali per i traumi psicologici indotti non solo dalla paura della morte che veniva dai bombardamenti, dall'artiglieria eccetera, ma anche dai superiori, e questa era la caratteristica soprattutto dell'esercito italiano, della minaccia costante dei reparti addetti alla dissuasione dal cedere, che provocava dei traumi così gravi di questi ragazzi che uscivano fuori di senso, e di quel tempo risale l'espressione scimo di guerra. Bene, come venivano interpretate queste manifestazioni? In una maniera abbastanza diversa. I francesi e gli inglesi pensavano che questi fossero per lo più degli effeminati, che si inventava questo problema perché effeminati. I tedeschi invece inventarono un sistema molto, molto più efficace. Per farli guarire li mandavano nelle fabbriche a lavorare in patria, in parole povere, dove probabilmente la situazione era peggiore negli arsenali, peggiore del fronte. E infine in Italia c'era una
concede, almeno nel 2016, subito prima del Caporetto, una predisposizione, una visione un po' lombrosiana della malattia mentale e una predisposizione del soldato italiano ad avere queste malattie mentali, mentre, questa è la truppa, gli ufficiali avevano una nevrastenia, trattamento un po' diverso fra truppa e ufficiali. Bene, vi mostro prima di passare al Caporetto, a quello che è successo al Caporetto e che in realtà, finito? 5 minuti. Quelle che erano le denunce che c'erano state sulle condizioni della sanità militare in Italia. Una del 2015, del 1915, pardon, a novembre 1915, dell'ispettore sanitario al direttore generale della sanità. Veniva detto che il personale di assistenza era incompetente, un armamento ai presidi chirurgici suppellettili inadeguate, vitto scadente, riscaldamento inesistente. E questo invece è quello che veniva subito prima a Caporetto, descritto in un ospedale del territorio della riserva, a Santa Chiara di Pisa. La descrizione non è molto diversa: assenza del direttore tecnico, mancata richiesta dei consulenti, carenza di personale, mancanza di pulizia, mancanza di suppellettili, vitto scarso. Queste erano le descrizioni di commissioni ministeriali che giravano per gli ospedali. Arriviamo a Caporetto. Caporetto, che allora lo sfondamento, qui non mi soffermo, è quali furono i problemi dal punto di vista della sanità militare durante la ritirata di Caporetto. E qui le cose furono diverse a seconda dell'armata, della prima, della seconda, della terza e della quarta armata. Bene, la prima armata, che era questa qui in basso, quella dell'altipiano di Asiago, della Valle del Brenta, in realtà fu una ritirata abbastanza ordinata. Ci fu il problema più grosso, lo sgombero, l'abbiamo visto ieri nei filmati, non ci fu una mancanza assoluta di autoferiti, ci furono diversi feriti cranici e con interventi con ottimi risultati. La seconda armata è quella più la recapello la direzione, fu quello che poi andò incontro alle decisioni della commissione ministeriale di cui ci parleranno domani, e che nella ritirata fino alla zona tra Padova e Rovigo perse quasi tutto l'attrezzatura e l'organizzazione sanitaria nella ritirata. Vi ricordate i filmati di ieri, la ritirata insieme dei militari, insieme alla popolazione civile, il che creò notevolissimi problemi. La terza armata, anche questa la ritirata di questa armata fu complessa. Ci furono diversi morti, soprattutto nel 13° corpo d'armata, ma soprattutto le malattie infettive. L'ultima, la quarta armata, quella del generale Giardino, sul ripiegamento dell'armata del Cadore, che come la prima riuscì a recuperare quasi tutta l'attrezzatura sanitaria, che poi servì in appoggio per la conquista del Grappa. In sintesi, la ripercussione della giornata di Caporetto ebbero una ripercussione gravissima, questo è quello che definì il Ministero, sulla sanità militare, quando fu lasciata in mano al nemico quasi tutta l'organizzazione sanitaria del fronte. Bilancio complessivo: 40.000 morti e feriti, 280.000 prigionieri e 350.000 sbandati. Questo fino al tagliamento. Poi dal tagliamento alla perdita dei posti letto aumentò ulteriormente, per cui alla nuova linea del fronte, che vedete qui sul Piave, la situazione di disponibilità dei ricoveri era molto compromessa, tanto che si chiese, chiesero l'allargamento della zona di guerra.
L'ultimo anno di guerra, quali furono i problemi dopo Caporetto? Dopo Caporetto ci furono due problemi grossissimi, di cui pochi parlano, ma in realtà decimarono molto, sia i militari che la protezione civile. La malaria, in Friuli, e la spagnola, l'influenza della spagnola, con circa 500.000 morti, e anche questo fu un problema che dovettero affrontare. Se mi date 3 minuti, io 2 minuti, finisco perché mi sembra un po'... Nel 2014, in occasione del centenario del 1914, la NATO organizzò una commissione internazionale che desse una valutazione dell'operato della sanità militare durante la prima guerra. Non vi dico, elenco tutti i vari punti, ma quello che mi preme dire è che il giudizio fu molto positivo di questa commissione, sia perché per la prima volta nelle guerre si definì l'importanza dell'emergenza nella cura del ferito, sia i risultati della sanità militare furono ottimi. Quali furono i risultati migliori? 2 secondi e finisco. 1, la cura delle ferite. E su questo un dato, nel 1914 Carrel, un altro premio Nobel francese per la chirurgia vascolare, girò tra le truppe della prima guerra mondiale del fronte e si accorse che le ferite erano trattate malissimo. Insieme ad un inglese che si chiamava Dakin, misero a punto una sostanza che era la soluzione di Dakin, ipoclorito di sodio, che non è altro che la banale varichina, con cui tutte le ferite di guerra venivano trattate e pulite. Vi ricordo che il Dakin viene usato ancora oggi nelle nostre corsie per le ferite infette, per le ferite dei diabetici, le ulcere croniche, gli ustionati, ed è il miglior detergente di quanto ce n'è. Bene, dopo 100 anni noi lo usiamo ancora. L'ultima, fu fatta la prima trasfusione, i primi interventi chirurgici, la neurochirurgia nasce con la prima guerra mondiale, così come il trattamento delle lesioni nervose e l'ortopedia. Omaggio agli italiani, questo è un inglese che lavorò al Rizzoli a Bologna e mise a punto degli interventi particolarmente efficaci sulle fratture. Finisco la faccia, questo è il dato complessivo e vorrei chiudere con questo, che sono le parole di Cosmacini sul bellissimo libro sulla guerra e medicina, e là dove c'era un'ottima sanità militare, in Germania, la Germania si è detta al tavolo della pace come perdente, invece noi che avevamo una sanità militare poco efficace, eravamo al tavolo, siamo seduti al tavolo come vincitori. In altre parole, la buona sanità non assicura la vittoria, né una sanità meno buona espone necessariamente alla sconfitta, e questo probabilmente è vero, perché la sanità ha altri compiti. Grazie. Ringraziamo Donato Nitti per questo quadro complesso dell'organizzazione del servizio sanitario nelle diverse linee di campo. Un grandissimo tema con tanti risultati concreti, anche statistici drammatici, se si vedono le cifre. Penso che soprattutto anche il tema delle malattie psicologiche è di grandissimo rilievo, perché è una delle mie tesi che noi tutti soffriamo ancora oggi, che non c'è stata la cura della psiche dopo questa drammatica prima guerra mondiale. Abbiamo poco tempo per discussione, ma comunque abbiamo 10 minuti circa, e chi vuole prendere la parola, vedo qui già una mano che si alza, per favore. Sì, grazie. Uno degli aspetti è che forse verso la fine il professor Nitti ha dovuto andare rapido, ma che era interessante. Vedevo che c'erano dei dati sulla riabilitazione. Anche la riabilitazione nasce durante la prima guerra mondiale? Certamente.
l'area soprattutto per i fratturati, soprattutto gli americani e gli inglesi, che misero a punto delle metodiche di riabilitazione fisica. Addirittura in America ci fu una propaganda dell'armata, sui come trattare i pazienti che avevano dei esiti per un trauma agli arti superiori o inferiori. Avete visto c'era una cosa che faceva il movimento, ad esempio quello era un movimento da far fare per il recupero di una lesione muscolare dell'arto inferiore. Comunque fu messa a punto anche la prima guerra mondiale, servì per questo. Prego. Grazie. Io ho trovato molto interessante, mi ha molto incuriosito la relazione del professor Agostini. Io sono storico del diritto, sono qui con il mio collega Mario Fiorillo, e mi ha molto interessato perché ci ha dimostrato come l'organizzazione dall'alto di un sistema attraverso la normativa per risolvere un problema concreto non desse poi il risultato che era stato auspicato, e questo è un aspetto che interessa tutto l'approccio, diciamo, del legislatore alla guerra, che è un approccio estremamente vasto. La legislazione di guerra copre praticamente tutti gli ambiti della vita del tempo e rivoluziona l'ordinamento giuridico. E però questo corpo legislativo, che è una vera e propria mobilitazione legislativa, e i giuristi poi dopo la guerra si pongono il problema della smobilitazione, cioè di cosa fare di questo enorme ammasso di leggi che aveva completamente modificato l'assetto dell'ordinamento. Ecco, questa normativa si scontrava, era certamente adottata con poteri eccezionali per risolvere problemi pratici in tempi rapidi, ma si scontrava poi con l'applicazione pratica. E quindi diciamo, nelle carte d'archivio si trova il riflesso poi della effettiva applicazione di questo sistema. Noi stiamo cercando di studiarlo insieme al mio collega Fiorillo e a un altro gruppo di ricercatori. Abbiamo in piedi un progetto sulla Grande Guerra e i riflessi della legislazione di guerra sull'ordinamento, che si concluderà fra un anno. Grazie. Grazie. Vuole rispondere subito? Con lo microfono? Questo è un tema assolutamente fondamentale e l'attenzione che voi dedicate, il gruppo di ricerca dedica, dà il segno, la misura dell'importanza. Francamente io non mi sono soffermato in modo compiuto su questo tema e quindi sarò ben lieto di osservare i risultati della vostra ricerca e leggere i vostri testi. Però indubbiamente questo è interessante per quanto riguarda l'Italia. Interessa anche a me un'analisi comparativa anche in vista di un convegno che organizzeremo a Padova l'anno prossimo. Se negli altri paesi, penso ad esempio anche a Parigi o penso a Berlino o a Innsbruck, questo tema ha un'uguale pregnanza ed è considerato fondamentale. Questo è davvero importante. Posso aggiungere una brevissima questione da parte mia, dato che il tema è di grandissima attualità anche. Ci dicono qualcosa le sue fonti sulla reazione delle popolazioni dove i profughi venivano? Le popolazioni si esprimono ampiamente su questo tema. Era l'ultima parte della mia relazione che ho tralasciato completamente, ma abbiamo reazioni anche qui molto diversificate. C'è da parte di gruppi, soprattutto dell'Italia adriatica, ecco, di gruppi di popolazione che accolgono volentieri e sono ben disponibili per l'assistenza ai profughi. Ci sono altre aree in cui c'è una resistenza, una difficoltà. I veneti e i friulani che arrivano in queste aree vengono chiamate foresti, vengono definiti anche uomini che vengono dal fango, e quindi è un tema questo che va definito nei particolari. Non è un discorso generale valido per tutto il paese, ma deve essere, come dire, focalizzato sulle varie aree geografiche. Però sto tentando di dare una risposta anche a questo tema, sono nella fase, insomma, della ricognizione di una prima stesura. Il discorso non è universale, cioè, come dire, uniforme universalmente. Grazie. Prego.
Allora, io mi presento, sono Mario Fiorillo, insegno diritto costituzionale, quindi siamo un po', diciamo, lavoriamo su settori diversi, però con il collega qui presente stiamo lavorando da un anno a questo progetto nazionale sulla Grande Guerra da un punto di vista giuridico e insomma siamo qui per ascoltare, anche un po' per contaminarci, no? Credo che sia molto positivo. Devo dire, insomma, sono rimasto colpito quest'oggi dagli stimoli nati dalle relazioni. Insomma, dal punto di vista giuridico e non solo, io per esempio il primo intervento, Valeria Mogavero, questa mattina, a un certo punto mi ha colpito molto un inciso della Marchesa, mi pare, Papa Fava, e cioè... Insomma, dobbiamo far risollevare il paese che ha dato un segnale di rinsavimento quasi arieggiando, da un punto di vista che, se ho ben capito, era liberale, ma liberale in senso salveminiano, quindi insomma liberale non in senso reazionario, un'acquisizione anche, diciamo, ad un livello non strettamente militare della tesi dello sciopero politico dei soldati. E questo mi ha colpito molto da un punto di vista generale, non strettamente connesso diciamo, alle materie di cui io mi occupo. Poi, intervento di Augusta Molinari, la mobilitazione femminile dopo Caporetto tra assistenza e propaganda. L'ho già detto in altre occasioni, mi piacerebbe, quando si parla così di temi così vasti, che si facesse riferimento non soltanto ad una certa area del paese, ma a tutto il paese. Cioè, mi piacerebbe capire, sapere se, insomma, questa mobilitazione tiene conto anche del ruolo delle donne del Mezzogiorno d'Italia nella Grande Guerra. Altro intervento, Filiberto Agostini, I profughi veneti. Ecco, questo per lo studio che stiamo portando avanti mi è sembrato estremamente interessante. A un certo punto il professor Agostini accenna a una difficoltà straordinaria di Luigi Luzzatti a trovare dei prefetti che assecondino le sue richieste, sia pure a macchia di leopardo. Bene, questo è un tema interessantissimo, il ruolo dei prefetti prima e durante la Grande Guerra. La domanda che mi è venuta spontanea per deformazione professionale, ripeto, io insegno diritto pubblico, diritto costituzionale, è stata: come mai non è stato risolto a livello istituzionale il problema, cioè come rapporto tra il commissario Luigi Luzzatti e il ministro dell'Interno, che all'epoca di interim, nel novembre-gennaio 2018, era il Presidente del Consiglio? Allora c'era un conflitto tra Orlando e Luzzatti? Mi suonerebbe strano, perché dal punto di vista personale questa storia è stato Luzzatti che ha voluto Vittorio Emanuele Orlando a Roma a ricoprire la cattedra di diritto costituzionale. È stato Vittorio Emanuele Orlando insieme a Luzzatti che all'inizio Novecento hanno propiziato tutta una politica di attenzione verso la mutualità, l'associazionismo. Allora, come mai questo problema era risolto con lettere, che all'epoca non esistevano le mail, tra il prefetto X o Y rispetto al commissario Luzzatti, e non ad un livello, come era ovvio, istituzionale, tra cariche di governo e ruoli, diciamo, affidati nel contesto? Quindi, so di aver messo un po' di domande, diciamo, multiple, forse troppa carne sul fuoco, però mi piacerebbe avere risposta a questi temi che, ripeto, trovo assolutamente di enorme interesse. Grazie. Un accenno di risposta. Sì, brevemente possono rispondere anche le due signore prima, signora Mogavero? Ah, non c'è più. E la signora Molinari? Io risponderò brevemente, cioè non è banalmente un fatto di brevità di esposizione. Posso rimandarla ad altre cose che ho scritto, ma direi che in realtà, per quanto riguarda, per quello che ho studiato io, che non vuol dire che io ho studiato per esempio un po' il ruolo, diciamo, dell'assistenza volontaria femminile a Palermo e in parte per alcuni rioni di Napoli. Sul resto, cioè nel senso come ricerca attenta al microfono. Sulla pubblicistica, come ho detto, non la considero una fonte di per sé utilizzabile in assoluto, deve almeno... Direi che per quanto riguarda il Meridione concordo totalmente, no? Pur non avendo fatto approfondimenti specifici, perché mi interessava il quadro nazionale. Quello che ho rilevato è che quel ruolo di servizio sociale che il volontariato
femminile nell'assistenza civile svolge al nord più che al centro-nord, nel sud è essenziale. Cioè, in realtà si può dire, da qualche parte, che ad esempio l'assistenza che viene fatta alle famiglie povere, ai bambini, agli orfani, gli asili, per esempio per i figli dei militari, appunto, che non sono ancora, in realtà poi finiscono per accogliere a Palermo, e ne sono fatti ben 9, e credo ce ne fossero di più, accolgono poi tutti i bambini che hanno bisogno, cioè indipendentemente dal fatto, mentre inizialmente si cercava di tutelare solo quelli, perché anche per motivi economici, e diventano una risorsa sociale per il territorio, ecco, in questo senso. No, scusate la lunghezza, però ha ragione, cioè in realtà io facendo un quadro nazionale spesso non... Grazie, signora Agostini. Ecco, dobbiamo ricordare il momento della costituzione di questo Alto Commissariato. Siamo a poche settimane da Caporetto. Mi sembra di aver capito questo sfogliando le carte che sono conservate qui sopra e le carte conservate in archivio centrale. L'Alto Commissariato, uso un'espressione non so se appropriata, ma comunque questa è la mia impressione per capirci. L'Alto Commissariato ha anche una concessione, un favore personale quasi a Luigi Rozzatti, che conosceva queste terre, conosceva la sofferenza e quindi l'Alto Commissariato ha una funzione specifica di aiuto, ma secondo le linee che lo stesso Luzzatti desidera siano ufficializzate. L'Alto Commissariato va in crisi abbastanza presto, appunto perché Luzzatti capisce di vivere in una condizione di debolezza di fronte ad esempio al Ministero dell'Interno. Ecco, i prefetti preferiscono riferirsi direttamente al Ministero dell'Interno, che è un'istituzione e sappiamo quanto solida e importante, si rivolgono naturalmente, rispondono anche a Luzzatti, ma non lo considerano il referente fondamentale, non è il perno ai loro occhi di tutta l'operazione assistenza. Sì, c'è un conflitto anche personale. A un certo punto Luzzatti dà le dimissioni, ma anche abbastanza presto, perché non sopporta questo svilimento della sua posizione e anche il non riconoscimento di un ruolo che lui invece considera importante. E questa esigenza era nata proprio nelle terre venete con il parlamentino di Treviso, cioè questo primo coordinamento dei parlamentari veneti, e poi quello molto più complesso, questo Alto Commissariato. Si rende conto della situazione, ecco, riconosce assolutamente, tant'è vero che l'Alto Commissariato, che pure svolge un'opera meritoria, non riesce naturalmente a consolidarsi definitivamente. Bene, ancora una ultima domanda. Sì, volevo dire, i giuristi parlano, si fanno sentire, personalmente lo saluto come un evento positivo, perché generalmente fra storici e giuristi non ci sono quasi mai delle sinergie, diciamo così, forti. Volevo dire, a proposito della relazione del professor Agostini, degli interventi interconnessi del professor Fiorillo, a proposito di Vittorio Emanuele Orlando, del contrasto vero o meno vero con Luzzatti, Orlando subentra a Salandra, Orlando cerca dal punto di vista giuridico formale di non sporcarsi molto le mani. L'Italia entra in guerra con sostanzialmente un'abdicazione da parte del potere politico al controllo giuridico del territorio. In realtà dicono Cadorna, il generalissimo, i bandi di Cadorna valgono dalle Alpi a Trapani, può fare quello che vuole, noi sostanzialmente ci chiamiamo fuori. Gli studi di Giovanna Procacci hanno dimostrato che
di bando in bando Cadorna dichiara zona di guerra quasi tutta l'Italia, 2/3 dell'Italia, quindi anche in zone lontanissime. La spinta iniziale qual è? L'Italia entra in guerra e da un punto di vista normativo operativo ci entra facendo riferimento alla vecchia normativa sullo stato d'assedio, cioè utilizza per governare dal punto di vista giuridico la guerra uno strumento che era stato elaborato contro il nemico interno, tutto sommato, no? Oltretutto uno strumento non previsto dallo statuto, però questo il professor Fiorillo lo sa meglio di me. Quelli che noi chiamiamo i costituzionalisti, e quindi eminentemente Orlando e Romano, per dire, non sono dei costituzionalisti che si avvicinano all'idea che oggi noi abbiamo del costituzionalista, cioè di uno studioso, di un giurista che mette al centro la Carta Costituzionale. Per loro lo Statuto è un pezzo di carta, tutto sommato, che può essere dilatato, è flessibile, inflessibile. È stato detto autorevolmente da Bonini, lo Statuto è tanto flessibile quanto flessibili sono i giuristi e i corpi legislativi, quindi fino alla pieghevole più estrema. La Prima Guerra Mondiale, dal punto di vista del diritto costituzionale, introduce quello che credo Carlotta Latini abbia chiamato l'eccezionalismo, un eccezionalismo che non è più finito, non solo in Italia. Pensate che negli Stati Uniti d'America i poteri eccezionali conferiti al governo per la Grande Guerra, il governo americano ha lottato con le unghie e coi denti fino al 28 per non farseli togliere, perché erano uno strumento ormai indispensabile. Noi siamo arrivati al 20 con 2500 decreti legge non convertiti. Li ha convertiti Mussolini con un articolo unico, dal numero 1 al 2500 sono tutti convertiti. No? Questo con tutti i problemi annessi che ne sono venuti, anche delle cosiddette terre redente, no? Le commissioni, c'era il problema della transizione. Lo stesso Calamandrei scrive sulla rivista di diritto commerciale un articolo sul trascinamento della legislazione di guerra nel tema delle giurisdizioni di equità, perché si provano tutte le scorciatoie. È un eccezionalismo che sostanzialmente non è più finito. Grazie. Vuole rispondere brevemente? No. Allora lo prendiamo come parola di chiusura. Colgo l'occasione per ringraziare di nuovo tutti i relatori, le relatrici di questa mattinata. Penso che abbiamo vissuto una mezza giornata di particolare interesse e spero che possiamo continuare in questo modo anche il pomeriggio. Continuiamo i lavori alle 14:30 e adesso i relatori e altri responsabili, non so esattamente chi, sono invitati a un pranzo nella sala di Caminetto. Tante grazie.